Settimana scorsa il sorpasso al Pozzacco in testa alla classifica era solo rimandato perché la Saremese vince alle porte di Firenze contro lo Scandicci e si prende la vetta del girone. La prima notizia di giornata infatti è la sconfitta dei Mobilieri poco lontano a Rignano sull'Arde, la seconda, e che non segna Lauria. Poco male per i matuziani che la sbloccano già nella prima frazione con la percussione di Scalzi alla mezz'ora, che gioca di sponda con un compagno e realizza l'1-0. Saremese che la vuole chiudere già nel primo tempo, e allora al 43esimo, dopo due legni colti, arriva la sassata di Gagliardi dalla distanza. Nigro è fuori dai pali e i liguri chiudono la prima frazione col doppio vantaggio. Arriva quasi per caso nella ripresa la rete che la riapre direttamente con la punizione di Martini al quarto d'ora. La riapre sì, ma solo per 60 secondi, perché la Saremese si butta in avanti, soprattutto butta palle in avanti su una punizione in fotocopia, e Castallo realizza il gol del 3-1, che è anche quello del sorpasso della Saremese sul Pozzacco. I matuziani ora guardano tutti dall'alto.